Corso superiore Besta di Treviso, uno studente quindicenne ha spruzzato dello spray al peperoncino in classe per evitare una verifica di matematica. In 3 sono finiti all'ospedale, compreso l'autore della bravata. Sconcertati e delusi, commenta la preside del Besta Moretti, valuteremo la sanzione per il responsabile. Torna ad appellarsi alle famiglie, fondamentale la collaborazione con la scuola. A Palazzo Balbi il presidente del Veneto Zaia è tornato a parlare di elezioni regionali e terzo mandato. Inaccettabili le decisioni calate dall'alto e da chi da 30 anni è in Parlamento. Emergenza freddo, Treviso si mobilita, all'oratorio di San Martino ha aperto le porte ai senza tetto, tra loro anche una donna italiana. Le immagini dei letti in chiesa a Santa Maria del Sile. Eseguita l'autopsia sul corpo della 53enne di origini nigeriane morta 2 mesi dopo un bendaggio gastrico. Non fu l'intervento la causa della morte, ma una dissecazione dell'aorta non diagnosticata. Controordine zone rosse, il Ministero spinge per introdurle, anche a Treviso potrebbero essere istituite. Se ne discuterà nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. 80 grammi di droga in casa del facoltoso 54enne del Coneglianese. L'uomo era finito davanti al giudice. Oggi la soluzione: troppo ricco per aver bisogno di spacciare. Etilometri ed alcol test introvabili nelle farmacie con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada firmato dal Ministero Salvini. C'è la corsa a verificare se si è o meno entro i limiti. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre con l'informazione. Partiamo dal sondaggio che Ring vi propone questa sera. Focus ancora una volta sulle regionali e con le tensioni che si stanno creando ormai da diverso tempo all'interno del centro-destra. Deve essere Zaia ad indicare il suo erede, il quesito che vi poniamo in questo sondaggio. Utilizzate come sempre i numeri che vedete apparire in questo momento sullo schermo per partecipare al sondaggio. Una telefonata per il sì, una telefonata per il no. La chiamata è sempre gratuita. E siamo alla cronaca in apertura, siamo al Besta di Treviso. Panico questa mattina, un ragazzino di 15 anni ha spruzzato lo spray al peperoncino, in 3 sono finiti al pronto soccorso. La cronaca della mattinata. Tosse, occhi arrossati, bruciore alle prime vie respiratorie. Tra la prima e la seconda ora, in una prima dell'Istituto Besta di Treviso, è scoppiato il caos. Uno studente di 15 anni ha pensato bene di spruzzare dello spray urticante al peperoncino, probabilmente per saltare la verifica di matematica. Lui stesso è rimasto colpito dagli effetti di questa bomboletta insieme ai suoi compagni. I ragazzi sono usciti di corsa, ma 3, compreso il responsabile di quanto accaduto, sono finiti in ospedale. Si tratta di 2 ragazzi ed una giovane. Gli altri sono stati medicati dagli uomini del SUEM 118, prontamente intervenuti sul posto ed allertati da alcuni insegnanti. A scuola sono arrivati anche i carabinieri. Noi chiaramente segnaleremo l'episodio alla Procura per i minorenni di Venezia, che poi farà la sua valutazione di competenza. La bomboletta è stata recuperata dai militari dell'Arma sotto un armadietto del corridoio dell'istituto. Il ragazzo avrà anche delle conseguenze a livello scolastico. Un fatto grave ed inquietante che purtroppo non è un episodio isolato. L'anno scorso uno studente aveva spruzzato per gioco, sempre al Besta, lo spray che gli avevano dato i genitori per difendersi da un'eventuale aggressione. Non è la prima volta, purtroppo dobbiamo constatare che molte volte questi eventi, queste azioni vanno oltre le intenzioni, ovvero chi le commette non ha la percezione di quello che poi è l'esito, che può essere l'esito di quello che lui sta compiendo, e quindi quali sono le responsabilità a cui va incontro. Un gesto incommentabile, dice il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. Purtroppo c'è sempre qualcuno che non comprende la conseguenza delle proprie azioni, sia in termini di responsabilità che di possibili danni ai propri compagni e ad un intero istituto. L'auspicio è che questo ragazzo non solo capisca il disvalore del suo gesto e che impari con l'aiuto della sua famiglia ad impiegare la sua esuberanza per attività meritevoli. I giovani portati in ospedale non hanno fortunatamente subito gravi conseguenze. I compagni hanno invece continuato la lezione in un clima sicuramente non facile. E c'è la preside ora, Renata Moretti, ha parlato e ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglia per promuovere valori come quello della legalità in seguito all'episodio dello spray al peperoncino. È deplorevole che un ragazzo sia venuto a scuola in un ambiente dove si dovrebbe lavorare con serenità. La preside Renata Moretti è delusa, sconcertata per l'incidente che ha coinvolto uno studente che ha spruzzato dello spray al peperoncino in una classe dell'Istituto Besta di Borgo Cavour. Immaginiamo anche tutto quello che abbiamo dovuto mettere in atto, chiamare i carabinieri, chiamare un'ambulanza, cioè sottrarre
persone che magari potrebbero essere state utili alla società in un'altra occasione, anche in un'altra emergenza. Grazie alle indagini dei carabinieri, lo studente responsabile è stato individuato. Un consiglio disciplinare straordinario verrà convocato per chiedere spiegazioni direttamente al ragazzo. Valuteremo, lo ascolteremo la famiglia, capiremo perché un ragazzo di 14 anni viene a scuola con lo spray e peperoncino, che sappiamo benissimo essere un oggetto che possono portare soltanto i maggiorenni. Le sanzioni previste includono attività rieducative come i lavori socialmente utili, ma non si esclude anche la sospensione. Certo, la scuola è un ambiente educativo, quindi noi dovremo procedere con una sanzione che valuteremo attentamente, ma che abbia un valore di tipo riabilitativo, rieducativo, che faccia riflettere. Questa scuola da tempo collabora attivamente con le forze dell'ordine per educare i giovani ai valori della legalità. È importante proseguire su questa strada educativa, sottolinea la preside Moretti. È necessaria un'alleanza forte con le famiglie per sostenere la scuola in questo compito. Un appello alle famiglie: siate vicini alle scuole, cercate di non essere troppo difensori dei comportamenti dei vostri figli, ma di collaborare insieme ai docenti, ai dirigenti, per una società che sia davvero improntata ai valori importanti della socialità, dello star bene insieme. C'è la politica con il presidente del Veneto Luca Zaia, che oggi a Palazzo Balbi è tornato sulle regionali, sul terzo mandato, con toni decisamente diversi da quelli a cui siamo stati abituati nelle ultime settimane. Penso che se prima vengono i Veneti è giusto che i Veneti non abbiano nulla calato dall'alto. Elezioni regionali. Sulla scelta del prossimo candidato alla guida del Veneto, Luca Zaia ribadisce il no a decisioni calati dall'alto, a prescindere dalla volontà dei veneti che, dice, continuano a chiedere a gran voce la mia ricandidatura. E qui si torna alla questione del terzo mandato. È inaccettabile, questo ve lo voglio sottolineare, che si dica che si bloccano i mandati a degli amministratori che sono eletti direttamente dal popolo, perché altrimenti si creano centri di potere. Ma soprattutto ancora più inaccettabile, stucchevole per non usare altri termini più duri, che poi rischierebbe di fare il giro d'Italia, che la lezione venga da bocche che sono da 30 anni sfamati dal Parlamento. In ballo c'è ancora la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla legge della Campania sul terzo mandato. Se c'è lo sblocco dei mandati è innegabile che mi ricandiderei, anche perché darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo. Legittime le aspirazioni di tutti alla guida del Veneto, ribadisce il governatore, ma va tenuto in considerazione quanto fatto fino ad ora. Sinceramente che Fratelli d'Italia chieda di aver parte in questa partita piuttosto che la chieda a Forza Italia o qualcun altro, non lo trovo un reato di lesa maestà, piuttosto è capire quale sarà il punto di caduta. Nel senso che penso che noi abbiamo dimostrato in questi anni di aver governato bene questa regione, altrimenti qualcuno dica che non è stata governata bene, ma allora vuol dire che le strade si separano. E se le strade si separano, Zaia è pronto a ricandidarsi anche in solitaria. Giorno dopo giorno vedremo quale sarà l'evoluzione di tutta questa corsa. Ne ho fatte ancora corse in solitaria, corse nel centrodestra. È ovvio che noi speriamo di fare una corsa unitaria, però è fondamentale che ci siano dei presupposti per farla bene. Un tema, quello delle regionali, finito al centro del dibattito della puntata di ieri sera di Ring. Ve ne facciamo ascoltare un estratto. Non succederà assolutamente nessuno strappo e si troverà una quadra fra le 6 regioni al voto, la città di Venezia e gli altri comuni capoluogo che andranno a votare quasi in concomitanza con le regionali. Quindi adesso possono esserci schermaglie, fughe in avanti e quant'altro, ma poi alla fine ci sarà una mediazione nazionale come c'è sempre stata. Serafico, il coordinatore degli azzurri, sulla volontà che i leghisti veneti continuano a ribadire, pronti a correre da soli se il candidato alla presidenza non sarà della Lega. Discussione inutile secondo Tosi, perché alla fine le decisioni verranno prese a livello nazionale e se verrà deciso che spetta a Forza Italia, il candidato sarà proprio lui, l'ex sindaco di Verona. Si accende il dibattito a Ring con Roberto Marcato, che rimarca la volontà dei veneti prendendo le distanze dai forzisti. Loro
loro hanno una visione, ripeto, per quanto mi riguarda, una visione della politica vecchia del secolo scorso, dove la Roma si mette là e riempie le caselle secondo delle logiche nazionali. Io sono convinto che non debba essere così. Poi avrà ragione Flavio Tosi, per quanto mi riguarda da leghista sarà una sconfitta, un fallimento. Io immagino che la politica dei prossimi anni, la politica nazionale deve essere la sintesi delle volontà territoriali, la volontà di una regione è sacrosanta. Posizione appoggiata o meno dai vertici del partito, ecco che si apre la discussione sulle parole del segretario della Liga Stefani, che, tirato per la giacchetta, invia in diretta una nota chiarificatrice qualora il tavolo di centrodestra non trovasse la quadra su un candidato espressione del partito. Scrive Stefani: noi percepiamo che la cosa giusta sia quella di correre da soli, siamo già al lavoro su liste di partito e liste civiche. Difficile pensare che Salvini, del quale Stefani è vice al federale, non condivida questa posizione. La Liga tira la corda, ma si arriverà allo strappo nel centrodestra? Fratelli d'Italia, dopo il successo elettorale alle politiche e alle europee, rivendica la guida della regione, ma alla fine i meloniani saranno disposti a cedere il Veneto, magari con altre contropartite nello scacchiere nazionale? Diplomatica la risposta di Elena Donazzan, l'ex assessora volata in Europa, che non ha mai fatto mistero delle sue ambizioni su Palazzo Balbi. L'approccio corretto invece è quello di dire, in un quadro nazionale di tenuta della coalizione, non vorrei il tocca a me, tocca a te, ma insomma l'equilibrio poi è anche una sintesi di questo, senza volerla banalizzare, dove però si deve mettere come priorità la tenuta della coalizione. La tenuta dell'alleanza si fa anche con un po' di generosità e capacità di fare sintesi. Vuol dire rinunciare a priori perché qualcuno punta i pugni? No, io spero appunto che questo rapporto non sia un rapporto di forza, ma sia un rapporto di lealtà nella coalizione. Interessante in quest'ottica l'esito finale del sondaggio di Ring. Lega e Lista Zaia possono vincere da soli la domanda? Ebbene, il 56% degli oltre 6.800 telespettatori ha risposto no. Siamo all'emergenza freddo a Treviso. L'oratorio di San Martino ha aperto le porte ai senza tetto, ne sono arrivati 7, poi c'è il dormitorio di via Pasubio, la Caritas e Santa Maria del Sile. Andiamo a vedere. Caterina la incontravamo lì e quindi era un momento anche per lei un attimino di sentirsi un po' più serena, perché già per una persona dormire in strada non è facile, per una donna penso che sia ancora molto più difficile, e trovano magari anche sicurezza in altri senza tetto che stranamente le proteggono. Caterina è un nome di fantasia, ma la sua storia, quella di inventato, non ha nulla. Ha 45 anni, è italiana. Le ultime notti le ha passate in stazione a Treviso insieme ad un altro senza tetto, fino a ieri notte, quando i volontari della comunità di Santo Egidio hanno aperto, in accordo con Don Mario, l'oratorio di San Martino. 2 stanze, una per gli uomini, una per le donne. È una donna ad ora, però può essere che ci saranno anche altre donne in futuro, perché noi parliamo spesso di uomini senza tetto, ma ci sono anche donne che possono finire in strada. In 7 hanno dormito qui, la capienza è di 20 posti, al mattino c'era la colazione. Ci aspettiamo per le future notti persone in più, anche perché solo ieri sera siamo riusciti un po' alla volta anche con i volontari ad avvisare le persone, quindi la macchina si sta ancora attivando. Lo scorso anno siamo arrivati a 15-16 persone. Stefano, come altri volontari, sarà in strada questa notte. Le notti dei volontari di Sant'Egidio sono il martedì e il venerdì. Raggiungono tutto l'anno persone a cui portano una cena e la colazione. Sono quasi tutti stranieri, pochi italiani. Questi, racconta Stefano, hanno perso il lavoro e hanno più di 50 anni. Questa notte altre 20 persone hanno dormito nella casa della Carità della Caritas, oppure qui in parrocchia Santa Maria del Sile, dove i letti sono preparati dallo scorso 26 novembre. A loro è dedicata un'ala della chiesa ai piedi dell'altare, un simbolo tangibile della carità cristiana visibile in qualsiasi momento, perché la chiesa è sempre aperta. Qui sono ospitati i senza tetto che dormivano alla Piani. Il parcheggio dove morì di freddo Mandep Sin era il 2 dicembre
settembre 2023. Alcuni sono in attesa del permesso di soggiorno, altri sono irregolari. Eppure, anche a chi è in regola con tutto ed ha un lavoro seppur precario, non sempre viene risparmiata la strada. Anche se non si notano, ci sono molte persone in strada. Agli stranieri non sempre viene dato, anche se hanno possibilità di affittare una stanza, perché un appartamento ad ora costa ancora tanto, hanno un lavoro stabile, però non sempre viene dato un affitto e anche se loro si presentano e hanno possibilità di pagarlo. Arrivano da tutta la provincia nelle sedi messe a disposizione a Treviso per far fronte alle emergenze. I posti sono 78, ma c'è anche chi rifiuta un letto. Questa è un'organizzazione a step studiata tra fine estate e l'inizio dell'autunno proprio con Caritas e Sentendo Sant'Egidio, volutamente a step in modo da poter modulare le risposte ai bisogni senza aumentare a dismisura i numeri sull'unica città che oggi offre in maniera strutturata dei servizi per la grave marginalità. Sì, perché ad occupare i 78 posti ad oggi a disposizione nella città di Treviso tra Caritas, Comune e Sant'Egidio ci sono tante persone che arrivano da comuni vicini, Silea, Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna. La contabilità della marginalità è anche per questo difficile da tenere. I numeri sono fluttuanti perché spesso ci ritroviamo con comuni che giustamente non hanno servizi attivi, parlo di comuni della cintura urbana ma non solo, e che chiamano. 8 posti sono a disposizione ad Uderzo, nel territorio della Castellana, saranno realizzati grazie anche ai fondi del PNRR, ma ad oggi non ci sono. Alcune persone hanno rifiutato un letto, come i senza tetto segnalati dall'ULSS in pronto soccorso, rivela l'assessore Tessarolo, oppure c'è chi si è allontanato da strutture che già lo ospitavano, come l'uomo che dormiva davanti a Borgo Cavalli. In questo caso la segnalazione è arrivata da un cittadino. In questi giorni, tra l'altro, la Prefettura su mandato del Ministero dell'Interno sta facendo una ricognizione proprio su tutte le persone senza fissa dimora per cercare di avere un dato. È un dato complesso da avere, noi riusciamo in qualche modo ad avere i numeri grazie appunto a chi si rivolge ai servizi, quindi è sempre importante in qualche modo riuscire a farsi rintracciare dalla rete. Dallo scorso fine settimana in strada con un occhio di riguardo per le marginalità ci sono anche gli agenti della polizia locale. Partiti per risalire il vaio dell'acqua, 2 escursionisti giunti sulla parte terminale hanno imboccato un canale laterale dopo essere avanzati per un tratto sulla neve ghiacciata. Sono stati costretti a fermarsi e hanno chiamato il 118 in contatto telefonico con il soccorso alpino di Recoaro Valdagno. I 2 uomini, uno di Rovigo e uno di Mogliano Veneto, sono stati soccorsi dall'elicottero di Treviso Emergenza. I lesi sono stati portati a valle. Gloria Oraiki Osasei è morta per la dissecazione dell'aorta. A stabilirlo è l'autopsia eseguita questo pomeriggio dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Non sarebbe stato l'intervento di bendaggio gastrico, procedura che viene effettuata per curare l'obesità, a causare la morte di Gloria Oriake Osasei. La 53enne di origine nigeriana, deceduta nei giorni scorsi poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Treviso, è morta per una dissecazione dell'aorta. Lo ha stabilito l'esame autoptico eseguito dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli. La donna, dopo l'operazione effettuata 2 mesi prima, si era sentita male, lamentando forti dolori. Il 7 gennaio si era presentata in ospedale a Treviso. I medici la dimisero il giorno seguente. Gloria fu trovata morta a casa poco dopo. La procura di Treviso per questo aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo per colpa medica e indagando sia il chirurgo della clinica riminese che aveva effettuato l'operazione di bendaggio gastrico, sia i 2 medici del Cafoncello che avevano preso in cura la 58enne. Ma il chirurgo romagnolo non avrebbe alcuna responsabilità nella tragedia e la sua posizione potrebbe essere archiviata. Più delicata invece la situazione dei 2 medici del Cafoncello che mandarono a casa Gloria. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti dall'anatomopatologo, è stato prelevato il cuore e dei tessuti dell'arteria che, una volta esaminati in laboratorio, potranno dire con certezza se la paziente poteva essere salvata. Avviso orale del questore nei confronti di un 30enne che in piazza Pieve di Soligo, evidentemente ubriaco, aveva minacciato, insultato e aggredito sia i carabinieri che il personale sanitario intervenuti per soccorrerlo. L'episodio risale ad ottobre, i successivi
Accertamenti svolti dalla polizia hanno permesso di accertare che l'uomo era già aggravato da diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, oltre che per stupefacenti. Diverse volte era stato inoltre sanzionato perché ubriaco ed era diventato molesto. L'avviso orale firmato dal questore Alessandra Simone si aggiunge al divieto di accesso per 3 anni negli esercizi pubblici di Pieve emesso a suo carico l'estate scorsa. Maltrattavano e picchiavano la bimba di appena 3 anni, ancora la cronaca in primo piano. In tribunale il patrigno è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione e la mamma della bambina a 2 anni di carcere. Mangiava troppo piano oppure troppo veloce, piangeva, bastava solo questo perché il patrigno la maltrattasse, picchiata tanto da finire in ospedale per alcuni giorni con numerose chimosi. In un caso il compagno della madre l'avrebbe persino chiusa fuori casa, costringendola a stare da sola. Ad allertare la polizia e i vicini di casa che sentivano la piccola di 3 anni urlare e piangere. La famiglia viveva in un comune dell'Interland trevigiano, una casa fatiscente, una situazione impossibile, un vero incubo per la piccolina che dopo la denuncia è stata allontanata. I fatti sono accaduti nel 2020, i 2 di origine kosovara subito dopo si sono dileguati, forse sono tornati nel loro paese, ma la bimba, che oggi ha quasi 9 anni, dopo un lungo periodo in una comunità protetta è stata affidata ad un'altra famiglia. In tribunale a Treviso si è svolto il processo a carico dei 2 genitori, 28 e 25 anni, accusati di maltrattamenti aggravati. Il patrigno è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione, lei, mamma della piccola, a 2 anni di carcere. Inoltre, se dovesse essere rintracciata, il giudice ha stabilito che la donna debba seguire un corso di recupero, un percorso che le faccia riguadagnare la fiducia della piccola vittima. Una coltivazione di marijuana in casa, 3 biciclette rubate, nei guai un 29enne di Spresiano a cui i carabinieri sono andati a bussare perché doveva essere sottoposto a un TSO. Doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, ma in casa i carabinieri gli hanno trovato stupefacente e merce rubata. Un 29enne di origini romene, residente a Spresiano, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri, ai quali il soggetto era già noto. Nell'abitazione dove vive, il giovane è stato trovato in possesso di 1,7 kg di marijuana e di un sofisticato impianto di coltivazione domestica con 10 piante in fase di infiorescenza. I militari dell'Arma hanno inoltre recuperato 3 bici risultate rubate lo scorso 2 gennaio in un negozio di riparazioni di biciclette sempre di Spresiano in via Lovarini. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre le biciclette sono già state restituite al legittimo proprietario. Il 29enne è stato infine condotto in ospedale a Treviso dove è ora ricoverato in psichiatria. Droga in casa di un facoltoso 54enne del Coneglianese. L'uomo era finito nel mirino dei carabinieri dopo una vasta operazione dell'Arma di Venezia su un vasto giro di spaccio. Immediata la perquisizione nell'abitazione del Coneglianese, dove sono state trovate diverse dosi di droga, in particolare 42 grammi di cocaina, 32 grammi di eroina e 8 grammi di hashish. Così il 54enne benestante è finito a processo. I fatti risalgono al 2023, l'uomo era accusato di detenzione ai fini di spaccio. Difeso dall'avvocato Alessandra Nava davanti al GUP Carlo Colombo, è stato assolto con rito abbreviato. L'uomo infatti ha dimostrato che quelle dosi erano per uso personale suo e della moglie. Il 54enne ha spiegato al giudice che non aveva assolutamente bisogno di soldi e tantomeno di spacciare, vista la sua situazione economica. Quella droga l'aveva acquistata per uso personale e grazie al riscontro delle sue enormi finanze il giudice ha deciso di proscioglierlo. La cronaca ci porta ora a Gorgo, al Monticano. Il video dei ladri che sabato all'alba hanno tentato di entrare in tutte le attività commerciali di via Postumi ai commercianti dicono c'è paura. Ci sentiamo impotenti. Il passo tranquillo, scarpe da ginnastica, sciarpa sul viso e cappuccio in testa. Ecco i ladri che sabato mattina all'alba hanno battuto tutti gli esercizi commerciali di Gorgo al Monticano lungo la Postumia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei proprietari della pizzeria da sport che riprendono gli attimi in cui i due hanno provato a forzare la porta d'entrata all'auto di una residente del condominio e l'ingresso della rosticceria vicina. La sensazione sia quella di impotenza. Cosa fai per difendere il tuo patrimonio? Non solo bar, tabaccheria, osteria, lavanderia e tintoria, il tentativo andato a segno è stato quello al barbiere. Entrati forzando la porta, rubate tutte le forbici, i rasoi, pettini, fondocassa e il cellulare con cui il titolare prendeva gli appuntamenti. Siamo appunto rimasti chiusi perché non avevo più niente con cui lavorare
e poi appunto ho dovuto ricomprare tutto tra sabato e lunedì per essere poi operativi. Più di 2.000 euro il bottino, i malviventi dopo svariati tentativi andati a vuoto, dopo il fondo cassa e i pasticcini rubati all'osteria, oltre alle briciole hanno voluto lasciare un ricordo nel salone. Abbiamo trovato appunto il piccone con la quale hanno scassinato la porta. L'abbiamo trovato appunto appoggiato su una sedia, non ti senti più tranquillo neanche a casa, è come se invadessero la tua privacy, quindi anche in un posto di lavoro è come se fosse la tua casa. E mentre Damian rimetteva in piedi il salone, il tecnico dei caloriferi ci ha raccontato di essere stato anche lui vittima di furti. I miei dipendenti a Caorle mi hanno ripulito tutta l'attrezzatura per un valore di 5.300 euro più IVA. Serramenti da rifare, vetri da riparare, come al ristorante ai Portici, tutti colpi compiuti in poco più di un'ora. Dai titolari della pizzeria poi il racconto di quanto subito circa un mese fa. Hanno provato a entrare anche a casa nostra e non sono riusciti neanche lì, o non hanno voluto entrare, non si sa il motivo. Però abbiamo anche dei video che le camere esterne hanno filmato come nel giardino hanno provato su tutte le finestre ad entrare. I vicini di fronte hanno spaccato un triplo vetro. La paura in quei momenti in cui i titolari erano al lavoro e a casa c'era la figlia. La musica alta all'ora di cena, forse, come si vede dai video, hanno fatto desistere i malviventi dall'entrare. Circa nello stesso periodo la pizzeria è stata vittima anche di un raggiro. È entrato un ragazzo chiedendo di cambiare del denaro, poi fuggito con i soldi. Ho provato ad inseguirlo, l'ho quasi raggiunto, ma il socio lo aspettava in macchina e sono riusciti a scapparmi. Però sempre con la paura che cosa gli fai, cosa puoi fargli. Abbiamo lo spray, il peperoncino, cosa fai? Quello è, ti difendi con quello che puoi, con quello che ti... Ho paura di usarlo e... sì, non lo sappiamo neanche usare, se per questo, lo mettiamo qua, è una speranza che non serve. Controordine zone rosse anche a Treviso potrebbero essere istituite, se ne parlerà nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Zone rosse, l'ipotesi torna in pista anche a Treviso. Sarà oggetto di discussione del prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Treviso, come Padova, si muove verso l'applicazione della direttiva del Ministero dell'Interno diramata il dicembre scorso, anche alla luce di aree già ben definite, sulle quali nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Controlli che solo a Treviso hanno permesso di identificare nel fine settimana passato 400 persone. Una linea che ha trovato l'immediata approvazione del sottosegretario alla giustizia, il veneto Andrea Ostellari, che oggi si è espresso in questi termini. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta. La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Contrariamente a quanto appreso nell'ultimo comitato in prefettura, lo scorso giovedì una o più zone rosse anche in città potrebbero essere definite, aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa e dunque più bisognose di interventi eccezionali. La zona rossa diventa uno strumento in più nelle mani delle forze dell'ordine. All'esito delle analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati dell'istruttoria con il comune, si valuterà l'adozione dei provvedimenti dunque necessari ad istituirle a Treviso ma anche in provincia. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dalle immagini di Focus in diretta. La lite, lo scontro tra Giancarlo Iannicelli della Lega, Fabio Crea di Fratelli d'Italia sulla politica cittadina e non solo. Ve lo facciamo sentire. Io faccio solo un esempio di Mario Conte. Vedete, nel momento che Fratelli d'Italia a livello nazionale prendeva il 30% o giù di lì, alle comunali la Lega prendeva il 48% e Fratelli d'Italia il 12%. E sei candidato sindaco ma non c'entra. Giancarlo, sei troppo esperto di politica per pensare di infinocchiarmi su questi ragionamenti. Grazie al candidato sindaco, fammi parlare, io ho stato silenzio oppure tanto. Grazie al candidato sindaco voi avete fatto 4 consiglieri, se non eravate alleati con noi facevate 2 consiglieri e avete 2 assessorati.
perpetuiamo il potere della Lega per i prossimi 36 anni. Allora, questo non l'ha detto nessuno. Questo non l'ha detto nessuno, Giancarlo, scusami. Non l'ha detto neanche la Melone. Ma guarda, non è che mi dici stai in silenzio. Scusa Giancarlo. Il conduttore, il direttore non ti ha dato il coso. Non sono monologhi. Io sono educato e sei un avvocato. Capisco che tu hai le cose variabili. Per te la sicurezza a Treviso, quando sei in comune è una cosa, quando sei in tribunale i delinquenti diventano onesti. E per favore, quindi... chi sta parlando? Scusa, no, perché Giancarlo. tu hai le variabili. No, io non ho variabili, io faccio l'avvocato. Appunto, io arrivo sempre dopo, forse perché qualcuno non fa il lavoro bene prima. Guarda, se vuoi parlare di politica, parla di politica. Se intendi metterla sul piano personale, anche tu guarda che non c'è confronto. Non c'è confronto, Giancarlo. Non è personale. Se sei venuto qua ad attaccarmi sul piano personale o professionale, guarda, no, non sto parlando. Chiudiamo il discorso. Che si deve parlare. Non riuscite a parlare di politica. No, non stai facendo l'avvocato. Tu devi ascoltare quello che dico io, perché il conduttore mi ha detto parla agli annicelli. Io ho ascoltato, quando ho ascoltato già 2 volte. Confronto, quello che non riuscite a fare voi. Si può interloquire ovviamente. No, vabbè, ma me la pensiamo di aver lavorato tanto nel Veneto e ci spetta il Presidente. Insomma, avete sentito un confronto particolarmente acceso. Torniamo alla cronaca perché ci sono state delle fiamme in una casa disposta su 3 livelli. Siamo a Miane, i vigili del fuoco intervenuti da Vittorio Veneto, Montebelluna e Treviso con 10 operatori hanno spento le fiamme evitando un incendio generalizzato. L'uomo residente all'interno è riuscito ad uscire appena in tempo. Gravi i danni del rogo, le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco. Altro intervento nella mattinata a Franzolo di Vedelago per l'incendio di un ricovero attrezzi. Il luogo è stato messo in sicurezza dai pompieri in un paio d'ore. E c'è il nuovo codice della strada ora in primo piano. Pare che gli etilometri all'interno delle farmacie stiano andando a ruba. Ci fanno fatica a trovare perché sono dati tra virgolette a ruba, quindi è stata una grande domanda e non si riesce a compensare la richiesta. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini il 14 dicembre, etilometri e alcol test sono diventati introvabili nelle farmacie. La richiesta è schizzata alle stelle, suscitando ricordi dei giorni più neri della pandemia di Covid, quando le mascherine erano altrettanto rare. E al momento si trovano solo i etilometri usa getta, non mi danno il grado del test dell'alcol, ma mi danno solamente la positività o negatività e sono usa getta. Richieste anche di quelli elettronici, ma quelli al momento sono introvabili. La preoccupazione per chi non riesce a trovarli è comprensibile, viste le sanzioni contemplate per chi supera il limite massimo di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Sta aumentando anche la coscienza delle persone sul bere e su quello che può essere le conseguenze nella guida. Quindi in questo momento, anche stamattina, mi è capitato di interagire con delle persone, di parlare proprio di quello che può succedere comunque con l'uso dell'alcol. È un dispiacere non riuscire ad accontentare le richieste dei clienti, sicuramente, anche perché comunque è uno strumento che può essere utile sicuramente per salvaguardare la salute delle persone e salvaguardare anche l'incolumità delle persone. La carenza degli alcol test colpisce in particolare i neopatentati che non possono consumare alcolici nei primi 3 anni di guida. A comprarlo per loro sono spesso i genitori. Mi è capitato proprio ieri, una madre per il 18° compleanno del figlio gli ha detto: gli regalo 3 alcol test usa getta, così capisce cosa può essere, cosa può bere, cosa non può bere. Siamo a Resana, nonostante le polemiche e le tensioni politiche si è svolta senza disordini la proiezione del tanto contestato documentario sui bambini del Donbass organizzato dal consigliere di minoranza Loris Mazzorato. Le parole del sindaco: ogni responsabilità a chi ha voluto l'evento. Un presidio della polizia locale, una pattuglia dei carabinieri, quelli fuori dalla biblioteca di Resana per monitorare l'evento, promosso dal consigliere di minoranza ed ex sindaco Loris Mazzorato, con aperte posizioni Novax, pronti a intervenire nel caso di disordini. Tutto si è svolto in tranquillità, ma si temevano contestazioni e tensione in paese per la proiezione del contestato documentario I bambini del Donbass, e per cui si era mosso anche l'ambasciatore ucraino in Italia, chiedendone l'annullamento al sindaco Stefano Bosa e al presidente
presidente della regione Luca Zaia, perché, si legge nella missiva inviata, di propaganda del canale filorusso Russia Today, a cui è vietata la riproduzione in territorio europeo. Quella di Resano, infatti, è stata la prima emissione del documentario dopo i tanti stop ricevuti in diverse regioni. Credo non ci sia nessuna infrazione della legge, essendoci la Carta fondamentale dello Stato italiano, la Costituzione, che l'articolo 21 proprio sancisce la libertà di opinione. È nato un canale informativo russo, Russia Today, che sostanzialmente non può trasmettere nel nostro paese né nei paesi europei, ma qui è una cosa diversa. Un centinaio di persone a parteciparvi, provenienti soprattutto da fuori paese. Ma non è che questo documentario sia senza contraddittorio? No, anzi vedo che tra il pubblico c'è interesse, ci sono domande e l'obiettivo mio non era tanto il contraddittorio, era quanto mettere in evidenza una situazione. Dopo la mia richiesta al consigliere di minoranza Mazzorato di non proiettare il documentario e annullare l'evento, fa sapere il sindaco Bosa, c'è stato un rifiuto e così la serata si è svolta comunque, nonostante le polemiche. Ogni responsabilità, aveva detto il sindaco ai nostri microfoni, sarà da imputare agli organizzatori dell'evento. Siamo alle notizie di Treviso e Belluno. Si parte con il Giro d'Italia. La provincia di Belluno ha rinunciato all'arrivo della Corsa Rosa a Cortina, individuata da RCS come unica sede di tappa. Troppi cantieri, dice Roberto Padrin, avremmo rischiato di sfigurare. Sulle questioni più importanti di questo territorio e il Giro è solo un aggancio, non c'è condivisione, la regia è sempre di qualcun altro. È infuriato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che affida il suo pensiero a un post su Facebook dove da stamattina domina il tema dell'esclusione del bellunese dalle tappe del Giro d'Italia, ma gli organizzatori della Corsa Rosa non hanno alcuna responsabilità. Abbiamo noi rinunciato all'arrivo di tappa a Cortina, il sindaco con me, con la Regione del Veneto abbiamo cercato di capire quali erano i motivi, ma a maggio ci sono troppi cantieri, le situazioni nella città di Cortina non possono essere il posto ideale per ospitare un evento di così grande portata, quindi nel rischio di non essere all'altezza della situazione la scelta è stata questa. RCS aveva individuato in Cortina la sede di un arrivo di tappa, il no della Regina ha di fatto spento ogni possibilità di rivedere salite leggendarie sulle Dolomiti e soprattutto l'occasione di promozione del territorio. Ogni arrivo di tappa e ogni partenza che viene fatta in provincia è una conquista sia dal punto di vista economico, perché l'impegno è gravoso e noi in questi anni siamo riusciti attraverso il Fondo Grandi Eventi a sostenere questi arrivi importanti che ci hanno dato ovviamente grandissima visibilità, e poi ci vuole anche un po' il contorno anche imprenditoriale, perché non dobbiamo dare nulla per scontato. Inutile dire della delusione che serpeggia fra la gente. Mi dispiace perché almeno un po' di festa c'era, con tutte le belle Dolomiti che abbiamo, chissà perché. Le migliori salite sono le nostre Dolomiti e quindi non vedo il motivo di proprio escludere queste zone. Mi spiace tantissimo perché io ho ancora il ricordo della più bella tappa in assoluto che abbiamo vissuto sul Nevegale ed è stata una giornata indimenticabile. Direi proprio che è una cosa sbagliata, perché per Belluno era un'opportunità, insomma qualcosa sul passi, perché non hanno fatto niente, quindi direi proprio che non va bene. Secondo me che governa queste cose sono i soldi, è tutto basato sui soldi. A proposito di soldi, il Fondo Grandi Eventi della provincia deve essere ancora approvato e al momento è al verde. Aspettiamo che il Fondo dei Comuni Confinanti si esprima e dopodiché valuteremo, quindi anche da questo punto di vista il fondo dell'annualità 2023-24 è esaurito, quindi ora dobbiamo ripartire da zero. Anche da questo punto di vista, non avendo certezza che il fondo ci fosse stato, abbiamo preferito essere prudenti. Svaniti i sogni per il Giro d'Italia in primavera, la prossima estate i bellunesi però potranno consolarsi con il passaggio del Giro Rosa. La tappa Casteltesino-Pianezia attraverserà il Feltrino ed il capoluogo con un Gran Premio della Montagna alla Venadoro, ma sarà solo un passaggio prima che le cicliste prendano la strada della Marca. Sfilacciate sempre più tese le relazioni sindacali all'interno delle aziende, tempi duri per i rappresentanti dei lavoratori e così accade anche nel bellunese. L'ultimo episodio, una querela per diffamazione a Fabrizio Fonzana della Filtem CGL, presentata dall'amministratore unico della Piave Maitex, ma il giudice ha archiviato.
Abbiamo esercitato il nostro diritto di critica e di sollevare una questione riguardo all'andamento aziendale, invece di risposte nel merito di come sta andando l'azienda e che cosa si prospetta per i lavoratori e lavoratrici dell'azienda, abbiamo ricevuto una querela che è intimidatoria ma che è stata sicuramente e assolutamente archiviata dal giudice. 21 marzo 2024 Filten CGIL trasmette agli organi di stampa una nota in cui viene espressa preoccupazione per le sorti della Piave Maitex, storia azienda tessile di Feltre, stretta fra continui ricorsi a cassa integrazione, assenza di piano industriale, relazioni sindacali precarie. Per gli 80 lavoratori uno scenario che non induce all'ottimismo. La sera stessa l'amministratore unico dell'azienda, Marco Ballorini, saputo dell'iniziativa del sindacato e letto qualche anticipazione del contenuto del comunicato stampa, tenta di bloccare l'uscita della notizia usando modalità che lo stesso sindacato dei giornalisti del Veneto definisce inaccettabili nei toni e nei contenuti. I giornalisti incassano la solidarietà della Camera del Lavoro e di Filten CGIL, ma proprio il rappresentante di quest'ultima, a stretto giro, viene querelato per diffamazione da Piave Maitex. La vicenda giudiziaria si è da poco conclusa. Per ben 2 volte il giudice ha disposto l'archiviazione per la non sussistenza del reato. Abbiamo sempre cercato di avere delle interlocuzioni costruttive nel rispetto dei ruoli, facendo delle critiche nel merito e ripeto, non abbiamo ricevuto risposte nel merito ma solamente una porta sbattuta in faccia che però il giudice ha sottolineato come non fosse assolutamente la scelta migliore né per l'azienda né tantomeno per i lavoratori e le lavoratrici. L'episodio ha però lasciato l'amaro in bocca perché ha evidenziato le difficoltà sempre più ricorrenti nelle relazioni sindacali laddove non sono improntate al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti. Non se ne esce da questa situazione senza una discussione di merito rivolta fattivamente alla soluzione dei problemi, non a chiudersi a riccio e a rigettare qualsiasi considerazione o qualsiasi proposta da parte delle organizzazioni sindacali che fino a prova contraria rappresentano i lavoratori, che credo ancora siano la parte importante dell'industria del nostro Paese. È tutto, c'è il meteo ora, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci, buona serata.